comitato di tappa Maggio Conegliano Valdobbiadene. Vi presento subito, intanto il mio nome è Andrea Ridotti e successivamente scoprirete che cosa c'entro qui. Vi presento i relatori di questa conferenza, cominciando dal padrone di casa, il sindaco di Conegliano Fabio Chies, l'assessore regionale Cristiano Corazzari, il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese e il presidente del consorzio di tutela del Prosecco Superiore di OCG Innocente Nardi. Grazie ai colleghi giornalisti per essere presenti qui. Io lascio la parola per il saluto iniziale al sindaco, al padrone di casa Fabio Chies. Grazie. Beh, grazie Andrea, grazie a tutti i giornalisti presenti. Oggi siamo qui per presentare un evento che segnerà il nostro territorio nel 2020, un evento che vede collegato sport, turismo, promozione del territorio, un evento che verrà visto in più di 170 paesi nel mondo, un evento che vedrà milioni di persone collegate, un evento che vedrà il nostro territorio, che dal 7 luglio è patrimonio dell'umanità, come protagonista principale. Un ringraziamento in particolare va alla Regione, qui rappresentata da Cristiano Corazzari, l'assessore, buongiorno, benvenuto a Conegliano, il presidente del consorzio di OCG Innocente Nardi, che ringrazio perché si è fatto carico di tutto quello che è il rapporto con RCS, ringrazio il sindaco di Valdobbiadene Luciano Fregonese, ma questa tappa non è la tappa solo di Conegliano Valdobbiadene, saranno 33,7 km che interesseranno 6 comuni, lui ci sarà Conegliano come partenza, poi ci sarà Valdobbiadene, ma i comuni attraversati saranno San Pietro di Feletto, Pieve di Soligo, Refrontolo e Farra di Soligo, ma ci saranno anche protagonisti 15 comuni delle DCG, perché se è vero che questa è la tappa, la Wine Stage, è anche vero che è la tappa del Conegliano Valdobbiadene, per cui i 15 comuni coinvolti, protagonisti, un territorio che diventerà per 5 ore di diretta il protagonista assoluto di un evento mondiale. E devo dire che se pensiamo cos'è un cronometro non è una tappa in linea, un cronometro è una tappa nella quale l'elicottero sorvolerà continuamente i nostri territori, tutti potranno ammirare non solo la bellezza naturale delle colline, ma potranno anche ascoltare per ora una radiocronaca che si concentrerà anche sul valore artistico-culturale di un territorio che è vero che è agli onori della cronaca, ripeto, dal 7 luglio come patrimonio dell'umanità, ma lo sarà il 23 maggio per tutta la giornata come un territorio che farà conoscere a tutto il mondo i valori artistico-culturali. Ripeto, artistico-culturali perché secondo me è ciò su cui dobbiamo spingere. Tutti conoscono le meraviglie delle colline in Conegliano Valdobbiadene, non tutti conoscono qual è la cultura che negli anni si è sviluppata su questi territori. Quindi sarà un'occasione unica, un'occasione da sfruttare assolutamente, un'occasione, ripeto, che può esserci se tutti noi faremo sinergia sul territorio, come stiamo facendo, per cui abbiamo fatto grandi passi avanti come territorio. Questo sarà il primo vero banco di prova a livello internazionale che vedrà tutto il territorio patrimonio dell'UNESCO coinvolto. Quindi grazie a tutti, grazie ai sindaci qui presenti che rappresentano tutti i comuni del DOCG, grazie in particolare ai 6 comuni, ai 6 sindaci, ai 6 rappresentanti dei comuni direttamente attraversati dai 33,7 km, grazie alla Regione, grazie al Consorzio e grazie ad Andrea, che poi vedremo che ruolo avrà, ma si è assunto una grandissima responsabilità, sappiamo che è un grandissimo manager, ma sicuramente sarà un altro grande banco di prova. Grazie a tutti e buon evento. Grazie al sindaco Fabio Chies. Assessore Corazzari, la Regione Veneto da un po' di anni investe nelle tappe del Giro d'Italia uno strumento di promozione incredibile. Beh, è un veicolo formidabile per la promozione del territorio, per la conoscenza di quel Veneto da scoprire, che va oltre le nostre note località turistiche, penso Venezia, penso Verona, ma che riguarda una regione di ricchezza unica da un punto di vista naturalistico, paesaggistico, come è stato detto prima, artistico e culturale. Quindi questa è un'occasione importante. Prima anch'io mi unisco ai saluti che ha fatto il sindaco, saluto tutti gli amministratori che sono presenti, vedo in particolare il presidente Villanova, e devo dire che questo è un territorio che ha dato anche dimostrazione di saper lavorare in squadra,
e di riuscire a condividere degli obiettivi che poi sono stati raggiunti anche grazie a questa determinazione e questa capacità di costruire insieme i risultati. È anche un po' questo territorio per noi un banco di prova su cui abbiamo giocato come regione delle partite importanti che hanno conosciuto momenti anche di difficoltà. Io ricordo quando 2 anni fa sono andato in Bahrain e la candidatura delle colline di Conegliano Valdobbiadene era a rischio, abbiamo saputo salvarla e portare a casa l'anno scorso con il presidente Luca Zaia questo risultato proprio grazie alla volontà, alla determinazione e alla forza di un territorio che ha tutte le caratteristiche per essere unico ed emblematico della nostra regione. Naturalmente parlare di ciclismo a noi risulta facile, è forse lo sport che incarna meglio i valori del popolo veneto, dei nostri veneti, valori dati dalla solidarietà, del sacrificio, la determinazione, la tenacia nel voler raggiungere i risultati. Quindi per noi è risultato giocoforza naturale sostenere il Giro d'Italia, le tappe lo facciamo da sempre come regione e sappiamo quanto importante sia una tappa a cronometro per la forza promozionale e anche la possibilità di andare nel dettaglio della conoscenza rispetto a quanto esiste in un territorio. Tante parti della nostra regione sostenevano e chiedevano la possibilità di vedere realizzata una tappa a cronometro e siamo contenti che l'organizzazione del Giro abbia scelto queste colline e questo territorio che rappresentano per noi, lo sottolineo e lo ripeto, una sfida che va interpretata sotto diversi punti di vista. Abbiamo detto la capacità promozionale, un territorio che oggi può avere degli sviluppi di crescita turistica importanti che stiamo cercando anche di sostenere attraverso le modifiche legislative competenti alla regione, che devono essere però coerenti con la salvaguardia del territorio, della bellezza del paesaggio e l'armonioso sviluppo di quello che deve essere questo territorio con le attività umane in esso tradizionalmente esistenti. E d'altra parte è anche un territorio che rappresenta le nostre eccellenze produttive. Parlare di Prosecco significa oggi parlare di un prodotto, di un vino che racconta una storia e che è ambasciatore non solo del Veneto nel mondo, ma direi dell'Italia. E questo è per noi un ulteriore motivo di orgoglio che interpreta perfettamente la capacità imprenditoriale della nostra gente, che interpreta perfettamente la capacità di costruire e di creare delle realtà importanti partendo dalla nostra terra, dal lavoro, dal sacrificio e devo dire anche nel passato dalle sofferenze e dalle difficoltà. E quindi per noi questo significa motivo di rappresentazione con orgoglio di un modello che è risultato essere vincente. Concludo sottolineando e ringraziando tutto il movimento ciclistico italiano, Veneto in particolare, che da sempre lavora per il nostro territorio insieme alla Regione e da sempre interpreta perfettamente nei valori dello sport quelli che sono i grandi obiettivi che vogliamo raggiungere. Sappiamo che il ciclismo è un sport di fatica, ma quando il gioco si fa duro, i veneti dimostrano di saper giocare bene e di ottenere dei risultati. Quindi grazie e buona tappa a tutti. Grazie Assessore. Innocente Nardi, il consorzio di tutela del Prosecco di OCG Conegliano Valdobbiadene è il referente di RCS per quanto riguarda la tappa. Anno d'oro perché riconoscimento UNESCO delle colline del Prosecco, tappa che andando nel sito di RCS viene definita Wine Stage. Ovviamente inizio ringraziando e salutando tutti voi a nome dei produttori. Conegliano Valdobbiadene rappresenta una comunità di 3.300 viticoltori e 180 case spumantistiche, quindi una realtà significativa. Voi sapete che l'occupazione diretta nella produzione del Conegliano Valdobbiadene nei 15 comuni sono oltre 6.300 persone.
senza considerare l'indotto. Oltre che salutarvi, direi che è doveroso, con orgoglio, ringraziare in primis la Regione, il Presidente Zaia, l'assessore presente, tutti i rappresentanti qui della Regione, vedo anche Fabio Gazzabin, per l'opportunità che ci viene data, quella di mettere in risalto su un palcoscenico internazionale queste colline patrimonio dell'umanità. Giro d'Italia, una tappa a cronometro, significa una copertura, una presenza in 5 continenti, 198 paesi collegati nel mondo, una audience complessiva di 790 milioni di persone, una copertura, praticamente un ascolto medio nell'ultima ora di tappa di 2 milioni e 200 telespettatori, la presenza di 446 fotografi, 1289 giornalisti e 979 testate internazionali, nazionali e locali. Questi sono i numeri che RCS Sport ci dà per far capire che questo evento, questo appuntamento, il 23 maggio prossimo, è un fatto concreto che Regione, istituzioni pubbliche e soggetti privati come i produttori del Conegliano Valdobbiadene stanno investendo su questo territorio, su questa comunità che vuole essere, al di là chiaramente di una comunità che ha la fortuna di vivere in un paese, in un'area cosiddetta veramente la grande bellezza del settore viticolo, però ha anche il compito di essere la locomotiva di un fenomeno enotturistico che è Veneto, perché non si limita solo ai 15 comuni. Noi sappiamo molto bene che abbiamo i riflettori mondiali su questo territorio, stiamo facendo indubbiamente dei passi significativi verso la valorizzazione di queste bellezze collinari. Siamo anche con orgoglio convinti che anno dopo anno stiamo investendo e stiamo comunque dando valore a una comunità che ha orgoglio di vivere su queste colline. Detto questo, ovviamente ringrazio, oltre alla Regione, le amministrazioni comunali, Conegliano e Valdobbiadene, quando con i rappresentanti della Regione ci siamo guardati e messi attorno a un tavolo, come dire, il buon senso è, come dire, apparso immediatamente, non c'è assolutamente come dire, gelosia